Buon pomeriggio, buon fine settimana, benvenuti al Punto, nuova settimana, ultima settimana della campagna per il referendum. Si voterà il 22 e 23 marzo su questa riforma della giustizia che è diventata tutto fuorché una discussione nel merito sulla riforma, o meglio la parte, le argomentazioni politiche hanno scavalcato in qualche modo il merito di questa riforma. Ne parleremo in questa prima parte di trasmissione con il senatore Antonio Nicita del Partito Democratico, che è in studio per il no, per il fronte del no, e in collegamento il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè che sta portando avanti in tutta Italia le ragioni del sì. Benvenuto Mulè. Grazie, buon pomeriggio, saluto il senatore Nicita. Saluti. Allora, dicevo, c'è Antonio Condorelli con noi, ciao Antonio. Ciao caro Luca, c'è molta tensione. Sì, allora dicevo, questa campagna elettorale insomma ha soprattutto, come era facile immaginare nelle ultime fasi, in queste ultime settimane è diventata una campagna politica, così lo avevamo detto in tempi non sospetti, Mulè e Nicita. C'era il rischio che questa campagna elettorale si trasformasse un po' in una campagna pro-contro governo di centrodestra, pro-contro Giorgia Meloni. È così di fatto? No, nel senso, noi non l'abbiamo interpretata contro il governo, nel senso che per andare contro il governo noi abbiamo moltissimi altri argomenti, poi se volete ci sarà occasione di parlarne. Nel caso specifico siamo contro l'idea che ha portato il governo, in particolare, devo dire, la Presidente del Consiglio, tra l'altro nell'ultima settimana, dicendo che da questo referendum dipendono le sorti decisive per quello che riguarda tutta una serie di sentenze e casi giudiziari. Ci ha messo pure l'idea dei bambini, delle famiglie nel bosco, che peraltro è un caso che non è assolutamente nemmeno coperto dalle vicende che riguardano questa riforma. Quindi è stato messo un cappello di tipo politico che per noi non riguarda il governo in sé, che è un'altra cosa, ripeto, ma riguarda piuttosto l'idea che persino la Presidente del Consiglio ha rinunciato ad affrontare degli argomenti pertinenti, come se ne vergognassero, il che è molto grave, perché questa riforma, come voi sapete, non è passata da una vera discussione. Il motivo per cui c'è il referendum è che il Parlamento l'ha approvata a maggioranza, non è stato approvato neanche un emendamento, e quindi almeno quando poi vai a chiedere alle persone il voto, almeno entra nel merito. Da questo punto di vista io vedo, visto che c'è Mulè, io vedo una totale divaricazione, contrapposizione fra l'intervento che ha fatto Marina Berlusconi su Repubblica, che era esattamente il contrario, cioè esattamente della sua visione del merito, con quello che ha fatto la Presidente del Consiglio, che ha politicizzato con argomenti ultronei, e quindi noi dobbiamo dire di no innanzitutto a questo uso della riforma politica. Anche Mulè, se no, Prego, insomma, Mulè. diventa il comizio, no? Mulè, insomma, la domanda... No, nel senso che io sto al mio posto, quando mi dite parlare parlo. Prego, Mulè, diciamo, si è trasformata, la domanda è questa, insomma, è diventata una campagna pro contro il governo di Giorgia Meloni. Questa. Allora, guai se fosse così. Chi fa questo va contro la ragione di un referendum costituzionale che non riguarda una legge del governo o un atto del governo. Per mandare a casa il governo Meloni, chi lo vorrà, dovrà attendere un anno, quando ci saranno le elezioni, e lì dare un voto sul governo. Il 22 e il 23 marzo noi votiamo una riforma costituzionale che non riguarda né Forza Italia né il Partito Democratico, riguarda tutti. A me interessa parlare delle ragioni di un referendum senza fare in questo momento il VAR di chi ha fatto o non ha fatto durante la campagna referendaria, e specificare ai cittadini, ai vostri ascoltatori, perché secondo me le ragioni del sì prevalgono su quelle del no, anche rifacendomi a un'esperienza riformista di sinistra che è nel DNA di una sinistra che dal 48 in poi, fino a quando Elly Schlein è diventata segretaria, ha sempre avuto in tutti i suoi atti parlamentari la separazione delle carriere, non delle funzioni, delle carriere. Allora mi interessa capire se il modello di ordinamento giudiziario che noi proponiamo può avere efficacia rispetto ai principi, che sono quelli che guidano la Costituzione, non le leggi, i principi. La terzietà, il giudice terzo imparziale, una magistratura staccata dalle correnti. Allora su questo io sono pronto a continuare a confrontarmi, a controbattere,
e a dare argomenti che spero siano decisivi per fare in modo che i cittadini intanto vadano a votare e per giunta votino sì. Allora, Mulè e Nicita e Antonio, noi l'abbiamo in qualche modo anche indirizzata quest'ultima settimana di campagna elettorale con le dichiarazioni che ha fatto Giusy Bartolozzi, capo del ministro. Vabbè, facciamogli i complimenti, però, sono stati bravi a creare un... sono stati bravi a creare un tema. Hanno fatto l'hype. Allora, c'è chi ci casca, è quello. Allora, guardate là, queste frasi, insomma, che ancora oggi fanno effetto, no? Questa è la frase di Giusy Bartolozzi, tutto quello che è successo in questa settimana raccontata nel servizio di Simona Mazzoni. Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Fammi replicare. Plotoni di esecuzione. Le dichiarazioni di Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, sabato scorso al Punto su Telecolor, hanno scosso l'Italia intera. Da una settimana non si parla d'altro sulla stampa nazionale, sui telegiornali, programmi TV, quotidiani, cartacei e online, con infinite richieste avanzate alla nostra testata di utilizzo della puntata andata in onda. Dire plotone di esecuzione in Sicilia, in una radio siciliana dove i plotoni di esecuzione ci sono stati davvero, ma contro i magistrati, a me mi fa rabbrividire. Una dichiarazione di questo genere induce gli incerti del no, cioè quelli che vorrebbero votare no ma non sanno se andranno a votare, a dire se le cose stanno così andiamo a votare. Continuano le polemiche sulle parole del capo di gabinetto del ministro Nordio e magistrato Giusy Bartolozzi, che durante un dibattito televisivo aveva detto votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura. Da Bartolozzi parole gravissime, deve dimettersi. Dalle opposizioni Dem chiedono il passo indietro della capo di gabinetto di Nordio. Ancora polemica sulle frasi della capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, che aveva detto votate sì e ci togliamo di mezzo i magistrati, sono plotoni di esecuzione. La frase incriminata è uno stralcio di un discorso più ampio affrontato in un salotto con un parterre di tutto rispetto, con i componenti del CSM Giuffre Bisogni e la senatrice Ilaria Cucchi. La Bartolozzi infatti aveva premesso: La maggior parte dei magistrati lavorano seriamente in silenzio, purtroppo ci sono gli altri che orientano ed è di quelli che ci dobbiamo liberare. Dure critiche dal fronte del no con relativa richiesta di dimissioni. Si è fatto appello anche al ministro Nordio affinché intervenisse sul suo capo di gabinetto. Il titolare della giustizia prima ha dichiarato che la Bartolozzi si sarebbe scusata per quelle frasi, ma poi è tornato indietro. Ha già chiarito che si riferiva a una piccola parte della magistratura, ha detto. La stessa dottoressa Bartolozzi ha chiarito questo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria che ha definito politicizzata. E il caso, per il momento, forse è chiuso. Allora, raccontiamo perché la Bartolozzi non si è dimessa, anzi tra l'altro si è fatta rivedere ovviamente con il ministro Nordio, quindi il caso, diciamo, almeno per il ministero è chiuso. Mulè ha fatto bene a fare queste dichiarazioni, Giusy Bartolozzi, o comunque diciamo, la dichiarazione è certamente infelice, però diciamo, quello che voleva dire, lei come l'ha interpretato? Ah no, guardi, io intanto spero che vi siete fatti pagare i diritti per tutta la diffusione che sono stati fatti di quelle immagini. Detto questo, non è che sono infelici, sono inappropriate, sono fuori luogo, come denotano una persona che non è abituata evidentemente a confrontarsi in TV e che è passione per poca, gli parte la frizione e dice una cosa che non deve dire, punto. Cioè, non è che ho problemi a riconoscerlo. Detto che rabbrividisco quando poi nei giorni successivi sento un procuratore che guida la più grande procura d'Europa che minaccia i giornalisti dicendo tireremo la rete e faremo i conti dopo. Rabbrividisco quando sento un presidente dei comitati del no dire che la riforma è un attentato alla vita individuale e collettiva dei cittadini. Poi voi dite, ma quella fa la capo di gabinetto. Ho capito, dopodiché mica fa il politico, ognuno fa il suo mestiere. Lei ha sbagliato, punto, non è che c'è tanto da girare intorno.
Oggi, anzi ieri, anche lo voi nell'Assemblea di Magistratura Democratica, diciamo, scherzando anche su questa frase, ha fatto il simpaticone. Ha fatto il simpaticone, dice sono davanti al plotone perché c'erano tutti i magistrati. Insomma, questa frase resta. No, ma il punto politico adesso... Io invece non ho il grembiulino, invece, non ho il grembiulino. Attenzione che è una parola, questa cosa del grembiulino in questa fase è molto delicata come parola. Questa frase. Soprattutto in Sicilia. No, però adesso qual è il punto politico banalmente? Tutti possono dire delle cose sbagliate. Nell'antica Grecia si usava questa parola che sta anche nel siciliano, parresia, che significa dire tutto quello che si ha in mente senza freni inibitori. A volte sì, a volte no, a volte sì, è diciamo uno strumento con cui si conosce la verità, cioè quello che si pensa veramente. Allora la cosa che a noi ha dato più fastidio e preoccupazione di quelle parole non sono le parole in sé, ma il fatto che venendo da chi quella riforma l'ha scritta, perché il capo di gabinetto del ministro Nordio e l'ha proposta, rivela quello che noi abbiamo sempre pensato, cioè non è tanto un'intenzione, ma il fatto che effettivamente per colpire quelli che secondo alcune persone sono dei comportamenti sbagliati di una minoranza, come si dice, di magistrati, si distrugge un pezzo della nostra Costituzione, cioè l'unità della magistratura come organo di riferimento costituzionale, che è diverso dalla separazione delle carriere. Ha ragione Mulè quando parla di separazione delle carriere, qui si parla di separazione, divisione e contrapposizione tra le magistrature, che è una cosa completamente diversa. Senta, ma secondo lei esiste il problema delle correnti? Ma allora, bisogna capire intanto che significa correnti e che significa problemi. Noi abbiamo, come sapete, in Italia un'unica associazione, che è l'Associazione dei Magistrati. Intanto abbiamo che la Costituzione prevede che ci sia l'autonomia della magistratura e quindi prevede un organo, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che deve essere, tra virgolette, autogestito dalla stessa magistratura proprio per garantirne l'indipendenza. In Francia, per esempio, vi sono diverse associazioni, in Italia vi è soltanto un'associazione, che è l'Associazione Nazionale dei Magistrati, e quindi già questo è un elemento, non ci sono più associazioni. Dentro questa associazione ci sono le cosiddette diverse correnti, diciamo che non hanno, secondo me, un significato politico. No, però sono, lei cita, nel CSM, ma sono trasparenti, che gestisce l'amministrazione della giustizia, quindi sposta procuratori, trasferisce. No, questo è il Consiglio Superiore della Magistratura. Poi dentro è un organo, ragazzi, cioè se un organo si deve autorappresentare deve avere delle regole. Ora, quelle che si chiamano correnti sono, come dire, delle forme anche di associazionismo che ci sono dentro, che hanno tutta una funzione di formazione, di confronto, eccetera, eccetera. E naturalmente ci possono essere dei casi di mala gestione, cioè di, come dire, e li abbiamo viste, ci sono stati dei singoli casi anche qua in Sicilia di una gestione sbagliata, secondo me non tanto delle correnti ma di singoli magistrati che peraltro sono stati poi arrestati da altri magistrati. Questo non ce lo dobbiamo scordare. Detto questo, noi possiamo anche discutere del problema. Altra cosa è pensare, e poi se volete penso entreremo nel merito, che questa riforma risolva questo problema, perché a mio avviso lo esaspera, perché oltre a rafforzare le correnti finisce addirittura per creare i partiti, il partito dei PM e il partito dei giudici. No, dunque, allora, cominciamo dai principi. Una riforma costituzionale pretende di essere chiara, cioè se io nella Costituzione scrivo alcune parole, quelle parole sono scolpite come su una lapide e per rimuoverle devo riformare nuovamente la Costituzione. Non arriva la Meloni o Nordio o la Bartolozzi che cambia la Costituzione. Se lì c'è scritto che autonomia e indipendenza rimangono esattamente come sono adesso, insieme a tutti i lucchetti che garantiscono quell'autonomia e indipendenza, e cioè obbligatorietà dell'azione penale, inamovibilità dei magistrati, polizia giudiziaria alle dirette dipendenze della PM, vuol dire che io sto non solo preservando, ma aumentando l'autonomia, perché per la prima volta inserisco in quell'articolo che prevede l'autonomia e l'indipendenza anche i magistrati requirenti, cioè i pubblici ministeri. Mi si dice l'ANM, mi si fa l'esempio della Francia, è troppo intelligente e preparato il senatore Nicita e sa quanto lo ammiro,
per non dire la parte successiva. La Francia è uno di quei 3 stati nell'Europa 27 dove il pubblico ministero dipende gerarchicamente dal ministro della giustizia. Nella Costituzione francese il PM è definito, apro virgolette, agente dell'esecutivo, chiuse virgolette. Si sveglia una mattina il ministro e lo trasferisce da Nantes a Parigi, come è già successo. In Italia questo non può mai succedere. Oltre che l'associazione non può fare nulla. Detto che CSM, ma tu alteri gli equilibri a CSM per cui la politica ha più potere? 2/3 adesso magistrati, 2/3 domani magistrati, 1/3 laici, 1/3 laici domani. E finisco sull'Alta Corte. Viene sottratta la sezione disciplinare al CSM, dove ci sono 6 magistrati e 3 laici. Viene creata un'altra Corte disciplinare che è la stessa che nel programma del senatore Nicita era a pagina 30 del 22, secondo capoverso. No, ti aggiungo che io ero il coordinatore del programma. Io ero il coordinatore del programma. No, ma ora la spiego, quindi perché noi l'Alta Corte ci va bene, ma solo l'Alta Corte. Ah, ok, e quindi vabbè, su questo Antonio mi consoli. Quindi questa Alta Corte è così, su questo siamo d'accordo. Anche un disegno di legge. Ci sono 9 magistrati, 3 nominati dal Parlamento e 3 dal Presidente della Repubblica. E quindi la preeminenza e l'autogovernabilità della magistratura è totalmente ossequiata. Senta, il punto centrale che sta alimentando il fuoco politico attorno a questo referendum è il processo politico alle intenzioni, cioè a ciò che potrebbe accadere nel caso in cui questo referendum dovesse passare il sì in questo referendum. Il punto centrale tutto, la Meloni addirittura ha detto se passa il referendum andiamo domanda secca per entrambi. Domanda secca ha detto la Bartolozzi, qui ha detto rientreranno i cervelli in fuga. Abbiamo sentito di tutto. Esatto, ora andiamo un attimino a un elemento cruciale. Meloni ha detto che agli errori dei magistrati non corrisponde adeguata responsabilità. Cosa potrebbe accadere dopo il sì a questo referendum e cosa dovrebbe accadere in ogni caso secondo Mulè e secondo Nicita? Dopo questo referendum, intanto qual è la situazione attuale? Noi abbiamo soltanto sulle ingiuste detenzioni 6.485 casi di ingiuste detenzioni tra il 2018 e il 2024 e una sezione disciplinare che ha punito un magistrato col trasferimento e 9 con la censura. No, la censura è una specie di buffetto sulla... Perché? Perché la stessa sezione disciplinare subisce lo stesso identico trattamento del plenum, cioè tutto si fa sulla base di correntismo e amicizie, per cui i casi isolati a cui faceva il riferimento il senatore Nicita in realtà sono una marea, perché Palamara mica era solo o aveva 3-4 casi. In quelle 60.000 chat ci sono decine, mi spingo a dire, più di qualche centinaia di incarichi che sono stati assegnati in come sul disciplinare e combinati solo e soltanto con il sistema delle correnti, per cui a te do Viterbo, a te do Enna, a te do il Presidente del Tribunale di Palermo, a te la Corte d'Appello di Catania. Questo è quello che è successo ed è, come dire, santificato. Con la riforma, avendo magistrati. E vabbè, se vuoi parlare della sanità facciamo un'altra 2 ore, io sono pure contento, ma molto contento. No. Esatto, poi non so se mi fanno tornare più, però. Allora, andiamo, adesso parliamo anche della sanità negli ultimi minuti. Facciamo dai. No, su questo una battuta veloce intanto sulla questione del riformismo, dell'Alta Corte, eccetera. Io sono stato appunto coordinatore del programma del Partito Democratico. Nella sezione giustizia noi la questione esclusiva dell'idea di fare un'Alta Corte, quindi senza spaccare i CSM, senza fare i sorteggi, ma una vera Alta Corte, è un tema che abbiamo sempre proposto, abbiamo anche dei disegni di legge nella discussione che abbiamo avuto in Parlamento, negli emendamenti che abbiamo fatto. Noi abbiamo detto, abbiamo accettato l'idea di dire, ma vogliamo pensare ad avere un'Alta Corte soltanto per le questioni disciplinari? Era un tema che potevamo discutere
Se è questo il problema, cioè se il problema è questo, è affrontare nel Parlamento. Io credo che invece il tema dell'errore giudiziario, che è un tema molto complesso perché ci si mette insieme l'errore giudiziario, ci sono errori di diversi tipi, ci sono attività non di errore, ci sono magistrati che violano la legge e che appunto vengono arrestati da altri magistrati, c'è la negligenza che è un altro tema, c'è l'ingiusta detenzione, che è un tema che può essere collegato ad un errore, ma che di per sé non è un errore, c'è la responsabilità, insomma è un tema complesso, tanto è vero che non è un tema che si affronta con una riforma costituzionale e in ogni caso questa riforma non risolve questo problema, perché i famosi magistrati che Giorgio Mulè può avere in mente e che diciamo magari sono appunto hanno dei comportamenti che non sono diciamo chi è che ha detto i giudici che lavorano in silenzio? Oggi potrebbero essere addirittura sorteggiati. Qui il problema è che questo tipo di impostazione veramente non ha una logica, perché se tu pensi che il problema sia le correnti e che il sorteggio lo risolve, adesso io non voglio entrare sul fatto i membri laici, i membri togati, c'è un'oggettiva asimmetria, ma non ci voglio entrare. Il sorteggio. Fa paura il fatto che sia il centrodestra aver concepito questa riforma, perché anche per esempio Giovanni Falcone parlava della separazione delle carriere. Sì, d'accordo. Allora, la separazione è più pericolosa la matrice politicamente per voi oppure in sé per sé? La matrice purtroppo l'ha rivelata la Presidente Meloni, e cioè l'idea di usare, e questo non gliel'ho mai sentito dire a Giorgio Mulè, l'idea di usare le sentenze che sono contrarie ad azioni che fa il governo come l'esempio del fatto che bisogna riformare la magistratura, perché questa è politicizzazione. Il tema invece rilevante, e per tornare un attimo al tema del sorteggio, e se tu credi al sorteggio perché pensi che veramente risolve il problema delle correnti, non hai bisogno di avere due CSM e di separarli. Se invece pensi che sia necessario separarli perché non vuoi la commistione fra le due tipologie di magistratura, allora non hai bisogno di fare il sorteggio. Invece li fai tutti e due perché ti rendi conto che sono entrambe delle proposte senza soluzione. Poi che fai? Fai l'alta corte, quindi un nuovo organismo che ha anche dei costi aggiuntivi, ma i costi, se servono per la giustizia, ben vengano, e per la democrazia, ha dei costi aggiuntivi, ma riunisce di nuovo le due categorie di magistrati. Allora, poi c'è un'asimmetria per cui la politica è più forte in questo, ma prima di arrivare lì è proprio la struttura che è sbagliata, che non risolve questi problemi. È inutile che li raccontiamo come temi, diciamo così, di soluzione alla magistratura, anzi, il sorteggio può far sì che diciamo, lo sceriffo più sceriffo diventi il sorteggiato, diventi assorbente, non ci sono neanche meccanismi per poterlo mandare via. Quindi nel complesso, secondo me, questa è un'occasione mancata. Il mio no, il mio primo no è il no alle riforme costituzionali fatte a maggioranza, perché noi siamo eletti esattamente per risolvere insieme questioni complesse. Quindi il mio primo no è questo. Poi oggi, per rispondere alla tua domanda, Nicita, se no, insomma, è in un momento politico particolare, questo dobbiamo riconoscere. Mulè, diciamo, tra le tante frasi, diciamo, prego. Ne usciamo, scusa, e poi rispondo solo così. Siccome io avevo al liceo avevo 4 di matematica, andavo bene in altre materie, però ditemi una cosa: 3/5 valgono meno di 2/3. No, ma non è questo, Giorgio. Allora non c'è asimmetria. No, la simmetria è visto che mi dici che ce l'avevi 4 in matematica, adesso fammi fare il professore. È la statistica. Se tu peschi con la stessa proporzione delle palline colorate, bianche e nere, da due cesti diversi, in una ci stanno migliaia di persone, in un'altra ce ne stanno 10, cioè la lista proposta dai partiti, e li tiri fuori, le palline non hanno la stessa popolazione statistica di provenienza. Vabbè, secondo me però insomma anche qui andiamo troppo nel tecnico. Io vorrei approfittare di quest'ultimo dibattito. Giuro, è proprio 30 secondi. 30 secondi. Nell'Alta Corte c'è scritto in Costituzione che ne fanno parte magistrati che hanno avuto già funzioni di legittimità con almeno 20 anni, cioè significa magistrati di Cassazione, quindi le famose palline non saranno tante, saranno molto poche, saranno 9 rispetto ai 3 della politica.
solo per dire quello che c'è scritto. Mulè, faccio una domanda a lei che rappresenta il partito di Forza Italia. Quanto c'è di Berlusconi attorno a questa riforma? Di detto, non detto? Io non è che ho vergogna a rivendicare quello che sono dei valori che ha incarnato Silvio Berlusconi. Siccome vedo qualche scappato di casa che adesso mi sta rimproverando perché io oggi ho detto che per me quelli sono i valori di Forza Italia, lei dice, ma sono quelli di Berlusconi, al solito, eccetera. Sì, i valori, come dire, di garanzia, di diritti, di garantismo che sono stati portati avanti dal Presidente Berlusconi sono i miei valori e sono i valori che io vedo in questa riforma costituzionale e sono confortato dal fatto che dai padri costituenti in giù sono in ottima compagnia con grandi esponenti di questo Stato, di sinistra, di destra, di centro, e rispecchiano quei valori di garantismo che erano il Presidente Berlusconi. Assolutamente sì. Ora io non so a chi faceva riferimento lei, però c'è una frase la senatrice Bevilacqua. Sì, diciamo anche Schifani, diciamo, il Presidente della Regione, ha detto se ci fosse stato Berlusconi certamente questa partita sarebbe stata già vinta in partenza perché... Vabbè, certo, purtroppo ci sto io, quindi. Dire una cosa in memoriam. Prima che stacca, proprio una cosa al volo. Lei chiaramente ha parlato del ruolo di Giorgia Meloni, del fatto che si andrà poi al voto, eccetera, eccetera. Ma se il referendum dovesse essere bocciato, sarebbe una sconfitta politica per il governo? Vede che le mie mani sono corse sotto, però non si vedono. Ecco. Certamente. Poi diventa virale sta cosa, attenzione. Già è diventato. Ma tanto non si vedono. Certamente è un fatto politico, è inutile negarlo. Per cui una riforma che era nel nostro programma e che noi abbiamo rivendicato e portato all'esame degli elettori, in quel caso sarebbe certamente un segnale. L'ultima domanda sulla sanità gliela facciamo, ovviamente, visto che... Sì, dopodiché non incide nulla perché il governo va avanti, però certamente un segnale. Dicevo, ultima domanda sulla sanità, non finiscono le inchieste in Sicilia, insomma adesso coinvolto anche da indagato il super manager Iacolino, ovviamente lei che le questioni della sanità le ha seguite, diciamo, certamente è un colpo, no? Anche per il governo. Spiace personalizzare, però in questo caso io devo ricordare a voi che siete osservatori attenti che la mia prima intervista con dichiarazioni precise e nette sul dottor Iacolino rispetto al ruolo che svolgeva risalgono all'agosto del 24, in cui in beata solitudine andai avanti denunciando quello che io ritenevo un malcostume rispetto a una commistione tra politica e sanità che non deve esserci. E quello che dissi sul caso degli esami istologici di Trapani vale esattamente per la vicenda che state raccontando, cioè quando si parla della sanità a me non me ne può fregare di meno se ha la bandiera di Forza Italia, del PD, non me ne importa niente. Senta, Margherita La Roccaruvolo ha detto che è stato protetto politicamente anche dentro Forza Italia Iacolino, da chi? Da meno sicuro, voglio dire. Vabbè, però perché non lo possiamo fare? Cioè, nel senso che allora siete troppo intelligenti. Se stava in quel posto, stava perché godeva di un rapporto fiduciario che gli viene conferito da chi? Da Schifani. Dal Presidente della Regione. E allora, evidentemente aveva la fiducia del Presidente Schifani. Ma c'è stato un braccio di ferro dentro Forza Italia su queste discussioni? Perché so di una riunione infuocata anche davanti a Tajani. Non con me. Nel senso che io sono trasparente in questo, quello che a dire non lo manda a dire, lo dico apertamente senza le riunioni chiuse o riservate. Se uno sbaglia e non è adeguato, io lo dico e se ho il potere di mandarlo a casa lo mando a casa, non potevo mandarlo a casa io. E adesso cosa accade? Entra Fratelli d'Italia, perdete questa casella, cosa sta accadendo in Forza Italia? Cioè, c'è una linea? Guardi, a me importa quello che in questo caso succede per la sanità. A Trapani, ad esempio, devo dare atto al nuovo direttore di aver dato davvero un cambio diverso a quello che succedeva in quell'ASL. Adesso aspetto di vedere alla direzione sanitaria quello che succede, avendo io denunciato ancora 2 settimane fa una situazione per me paradossale, che è quella dei pronti soccorso siciliani, in cui una commissione d'inchiesta della regione segnala alcune cose e vengono secretate, che non va bene.
L'ultima domanda e poi lasciamo... Volevo fare una battuta a Giorgio, tornando un attimo sulla questione di Berlusconi. Diciamo, io personalmente sono sempre stato un po' contrario a questa idea degli attacchi che sempre ha fatto Berlusconi alla magistratura, però va riconosciuto un punto, che quando Berlusconi faceva quelle dichiarazioni si riferiva a delle azioni e dei processi, delle indagini che lo riguardavano personalmente, quasi totalmente nella sua attività di imprenditore, e quindi comunque Berlusconi lamentava l'idea di un attacco alla sua persona attraverso, diciamo, le sue altre attività. Cosa completamente diversa da queste dichiarazioni, che per me sono deliranti, della Premier Meloni, perché ha messo insieme delle sentenze diverse e ha affermato che la magistratura nel suo complesso, poi dice alcuni magistrati politicizzati, ma che la magistratura è il soggetto che sta, diciamo, in modo molto puntuale bloccando un'attività del governo, che per noi è un'attività fatta di legislazione sbagliata. Questa, diciamo, gli va riconosciuto anche a Giorgio, alla loro storia, questa diversità di postura, di statura, di equilibrio anche dei rapporti costituzionali, perché questo precedente della dichiarazione di Giorgia Meloni non c'è mai stato, non c'è mai stata un'idea che un'azione di governo viene bloccata dalla magistratura, cioè attribuire alla magistratura il fallimento dell'iniziativa del governo. Allora, buon riconoscimento anche diciamo, alla vostra tradizionale storia, diciamo, di partito di Forza Italia. Vabbè, diciamo anche che Berlusconi non mi sembra che fosse stato così distante da non solo queste posizioni, ma anche da queste prese di posizione nei confronti della magistratura. Cioè ha sempre parlato della magistratura anche come un corpo. Parlava di toghe rosse. Sì, però se una persona attacca, lasciatemi dire, anche nella veste di imputato, per carità ne fa un uso politico, ma gli va riconosciuto anche il diritto ad una sua, come dire, giudizio su una cosa che lo riguarda personalmente. Quando lo fa il governo in quanto tale su altre azioni, allora stiamo parlando di sistemi di contrapposizione, e siccome è una differenza non banale e avviene nel 2026 tra persone vive, allora noi è su questo che ci dobbiamo concentrare. Allora, devo salutare Mulè. Mulè, diciamo, un telegramma. Diciamo, quanto sarebbe secondo lei una percentuale di affluenza al voto soddisfacente, diciamo, secondo i vostri calcoli? E poi la stessa domanda la faccio a Nicita. 30%. Dal 55 in su sta con le bottiglie di champagne. Che secondo me è alta, però vabbè. Speriamo bene, noi mandiamo... Infatti ho detto champagne, mica ho detto la gazzosa. Giusto, lo riconosciamo. Lei Nicita? Ma diciamo, le persone devono andare a votare, perché secondo me c'è un rischio importante. Senza andare al ragionamento. Dopodiché, tutto quello che sta sopra il 42, 43%, 40%, diciamo, è un significato importante. Poi evidentemente, diciamo, nella risposta... Stiamo sotto, che significa? Non gliene frega niente a nessuno. No, se restiamo sotto significa che non c'è stata una mobilitazione. Io dico 55 e lui dice 42 non a caso. Sì, però sopra il 55, attenzione. Dopo il 55 neanche alle elezioni, neanche alle elezioni arriviamo più a queste cifre. Allora, grazie Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, diciamo, esponente diciamo, del partito del sì al referendum sulla giustizia. Nicita resta, perché adesso apriamo anche la pagina di politica regionale, resta anche Antonio Condorelli, tra un po' ci raggiunge Manlio Messina, Nuccio Di Paola e Salvo Palazzolo, che è il cronista di Repubblica, perché con lui dobbiamo raccontare il caso Iacolino dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, abbiamo chiuso la parentesi referendum. Saluto e do il benvenuto in studio all'onorevole Manlio Messina. Grazie. Deputato parlamentare del gruppo misto, gruppo misto, non ha scelto di andare in qualche altro partito nel frattempo, ci ha ripensato, ritorno in Fratelli d'Italia? No. È sereno, è sereno nel misto. È sereno, è rimasto con noi il senatore Nicita, Antonio Condorelli,
abbiamo mescolato un po' le carte in studio. Saluto Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle siciliano. Benvenuto Nuccio Di Paola. Saluto Salvo Palazzolo, cronista di Repubblica Palermo. Ciao Salvo, collega che diciamo, ha raccontato in questi giorni ovviamente il nuovo scandalo, la nuova inchiesta che ha investito la regione siciliana, che riguarda come indagato il super manager o l'ex super manager di Schifani, Salvatore Iacolino, che era stato destinato poi all'amministrazione dell'ASP di Messina proprio in questi giorni. C'è un'inchiesta, è stato arrestato un funzionario regionale, è stato arrestato un presunto boss di Cosa Nostra di Favara. Insomma, c'è tutta una questione, Antonio, che riguarda la politica e le inchieste, nelle quali siamo veramente ormai abituati, se non diciamo assuefatti. E soprattutto in questo rapporto il maturare e il consolidarsi della corruzione come metodo di interlocuzione, come elemento di scambio. I soldi, ancora oggi le tangenti, li abbiamo visti nel caso di Michele Mancuso, ritornano ancora oggi nell'ombra pesante, e soprattutto anche la possibilità che esponenti della mafia o parenti di esponenti della mafia, nessuno sappia, anche se risiede nella stessa città, con chi si parli e con chi si interfacci, anche quando si tratta di manager importanti come Iacolino. E qui complimenti al collega Palazzolo che ha fatto la domanda a Iacolino in un momento particolare. Allora, raccontiamo con Palazzolo che cosa è successo. Ieri Iacolino è stato sentito, diciamo, perché questa è la parte che più ci interessa, no? Salvo, intanto ciao, non ti ho sentito parlare. Buonasera, bentrovati. Allora, sì, ieri Iacolino è stato chiamato al Palazzo di Giustizia per essere ascoltato dai magistrati. Come tutti sappiamo, ormai martedì la Procura di Palermo gli ha notificato un avviso a comparire per essere interrogato. La Procura di Palermo ipotizza un paio di reati, che sono il concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Quindi i magistrati volevano sentire Iacolino, il quale però, è un suo diritto, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Allora, aspetta un attimo, chiede alla regia un attimo di fermarsi con le pagine, perché dobbiamo spiegarle queste pagine, se no insomma andiamo fuori. Oggi il tuo giornale, diciamo, ha un'intervista che hai fatto tu, che hai realizzato tu con Iacolino, subito dopo diciamo, essere stato sentito, meglio non sentito, dai magistrati. Quindi diciamo, è un documento abbastanza forte. Però in prima pagina il caporedattore Emanuele Lauria ha titolato così sulla prima pagina di Repubblica oggi, che è un'altra notizia che scuote in qualche modo la politica. Adesso possiamo vedere la prima pagina di Repubblica, perché il titolo è questo: mafia e sanità, il boss intercettato, ho sostenuto Iacolino e Tamaio. Tamaio è uno degli assessori della Giunta. Allora partiamo da qua. Tamaio ovviamente ha dato dichiarazioni, ha detto io non c'entro niente, nemmeno lo conosco, non ne so nulla assolutamente, quindi insomma si è tirato fuori e ovviamente ha preso le distanze. Il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, naturalmente, che sto facendo in questi giorni insieme con la redazione, è quello di seguire intanto la cronaca, quindi come dire, cercare di capire in retroscena, in base alle carte depositate a disposizione degli avvocati, quali sono le contestazioni a Iacolino. Quindi fra gli atti depositati c'è anche del materiale che riguarda questo boss. Ecco, non è il signor Carmelo Vetro di Favara, non è un presunto boss. Il signor Carmelo Vetro ha avuto una condanna definitiva a 9 anni, quindi possiamo tranquillamente dire che è un boss importante. Suo papà era il capomafia di Favara. Il punto dell'indagine è questa: com'è possibile che una persona stimata e rispettata come Iacolino, il super manager della regione che tanto ha fatto per la sanità, incontrasse non un presunto boss, ma un boss? Abbiamo scritto che gli incontri addirittura erano all'assessorato alla sanità e al bar Cheto di Agrigento.
Ieri, quando Iacolino è uscito dal Palazzo di Giustizia, sono riuscito ad intervistarlo e quindi gli ho chiesto com'è possibile. Lui naturalmente mi ha detto: io non ho risposto ai magistrati, non rispondo anche a lei. Io gli ho detto, ho riportato oggi nella intervista, il cronista non fa il magistrato, il cronista è interessato, come dire, alla storia, lei è un personaggio pubblico. Gli ho chiesto com'è possibile che una persona stimata e rispettabile con un incarico importante abbia frequentato un mafioso. La sua linea di difesa è questa: lui sostiene di non sapere, lui dice: io non sapevo che il signor Vetro era un mafioso. Gli ho detto: ma andando su Google basta mettere le parole Carmelo Vetro ed è notorio che lui è un mafioso importante di Favara, scarcerato come tutti sappiamo nel 2019. Stiamo vedendo nel frattempo la tua intervista, non sapevo che Vetro fosse un mafioso. Esatto, quindi la tesi di Iacolino è che lui non sapeva che fosse un boss. Lui peraltro ha pure precisato che quando avrà tutto chiaro il quadro delle indagini, delle accuse, chiederà ai pubblici ministeri di poter rappresentare la sua tesi, che comunque ha accennato nell'intervista oggi su Repubblica. Lui attualmente sostiene di non avere mai fatto atti illegittimi. Però una parentesi la farei, la faccio con Salvo Palazzola, la faccio con Antonio Condorelli, la faccio con Nicita e con Messina. Dico, Iacolino ora tutto può sembrare, o poteva sembrare, fuorché uno sprovveduto, fuorché un tecnico, diciamo, che non avesse competenze, non era un medico, non faceva parte del comparto sanitario, ma conosceva bene le dinamiche ovviamente della regione, ha fatto diciamo, nel suo periodo, credo 3 anni, no, Salvo, alla guida di questo diciamo, alla direzione, alla pianificazione strategica, ha portato avanti diverse iniziative volte a migliorare la sanità siciliana. Poi i risultati, diciamo, sono sotto gli occhi di tutti. Su questo, diciamo, ora io uso una parola, un insospettabile, cioè certamente un insospettabile, avrà modo di chiarire certamente davanti ai magistrati e ovviamente... Lui si collocava nel livello più alto della burocrazia regionale, ma anche e soprattutto del mondo politico. Molti ritengono che anche lui fosse in realtà un assessore ombra, una sorta di assessore ombra. È stato più volte anche in questa trasmissione, è stato più volte. Ora l'elemento però, diciamo, l'elemento che qui lancia perlomeno un allarme, parliamo sempre delle ipotesi della magistratura, ma qua si parla di concorso esterno all'associazione mafiosa, cioè colui che fornisce un contributo che è un contributo importante all'organizzazione. Si ipotizza che lui fosse a disposizione, cioè non c'è il problema della conoscenza, ma si ipotizza che lui fosse a disposizione di questa persona in cambio di favori e anche di finanziamenti per la campagna elettorale. Ecco, questi sono in questo momento, questa è la cornice nella quale si sta muovendo la magistratura, è quello che sta avvenendo fuori. Siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, però sta apparendo una ragnatela che arriva anche ai piani alti di altri partiti, perché lui era un uomo di Forza Italia, però ricordiamolo, da qualche mese, mi dicono anche i suoi colleghi di partito e me lo confermano, nessuno l'ha negato, lui era passato nell'ambito della Lega, nell'alveo della Lega. Però questa inchiesta che fotografa un determinato politico... Ho già smentito anche, diciamo, Germanà, ovviamente. Germanà ha smentito. Regionale, diciamo, non è... Ecco, però guardate che questa, anche le notizie che pubblica oggi Repubblica, che sono questi atti con i riferimenti circostanziati a determinati esponenti politici, purtroppo sta facendo intravedere nella maggioranza l'ombra di uno tsunami, cioè quello che si teme è che arrivi uno tsunami sulla maggioranza. Salvo Palazzolo, che impressione hai avuto, diciamo, di Iacolino? L'uomo Iacolino, insomma, credo, diciamo, ovviamente sì, spesso in queste occasioni si capisce anche, no? Tanto. Sì, era questo il mio obiettivo, non fare il processo naturalmente in un'intervista, ma raccontare l'uomo, un uomo potente, corteggiato dalla politica fino a qualche giorno fa. Oggi tutti fanno a gara, la politica invece fa a gara per scaricarlo. Allora ho voluto raccontare l'uomo, il dramma di quest'uomo che è provato sicuramente. Noi siamo abituati nella cronaca giudiziaria a raccontare dei reati, forse il giornalismo dovrebbe anche recuperare quell'umanità, perché il giornalista racconta l'uomo, sicuramente, ecco, un uomo potente che oggi è abbandonato da tutti, che dice di essere amareggiato, dice di essere appunto un uomo distrutto, che però vuole lottare per ribadire la sua onorabilità. Allora è un caso importante anche perché racconta tutte le sfaccettature di quello che è il fenomeno mafia oggi. Ecco,
Un'ipotesi che è quella della procura è quella della consapevolezza di questo super manager che si incontrava col mafioso per fare affari. Ma nella scala dei racconti e delle ipotesi ci potrebbe essere anche un'altra ipotesi, quella della sottovalutazione che una persona ha fatto. Sono tanti i boss scarcerati che ritornano qui a Palermo, in Sicilia, e questi boss scarcerati tornano ad avere rapporti con il mondo dell'impresa, dell'economia, della politica. Mi è capitato di raccontare in generale, no, Salvo, in generale, non è questo il caso, perché se no attenzione. Perché... In generale, però intanto ecco il racconto dell'uomo, fermo restando che però, e in questo abbiamo incalzato Iacolino, è un fatto davvero notorio che la famiglia Vetro è una famiglia di mafia a Favara, che ha contato e conta ancora. Il papà era addirittura un favoreggiatore di Brusca, l'uomo che ha pigiato il telecomando di Falcone. Non stiamo parlando di una mafia di provincia, una mafia che contava anche a Palermo, e quindi Carmelo Vetro è un personaggio, peraltro un personaggio anche noto perché è un boss ma anche un massone, e quindi un personaggio che sicuramente fa notizia. Allora, sentiamo un po' gli ospiti. Ma diciamo che a Catania facciamo parlare Nicita, diciamo anche, possiamo fare una domanda anche a Manlio Messina, cioè a Catania se una persona incontra un ercolano, il figlio di Ercolano, sa con chi sta parlando? Cioè nel microcosmo di Favara, in queste città, tutti sanno tutto di tutti. Ora il problema che emerge... Attenzione con le certezze, però sì. Ma attenzione con le certezze. Sempre senza certezze, però il problema che si pone è quello della raccolta del consenso, cioè il contesto, che può essere anche un contesto borderline tra legalità e illegalità, il contesto nel quale matura la raccolta del consenso, in questo caso nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Cosa accade nell'esercizio delle funzioni pubbliche? Allora, Manlio Messina, ma guardi, il tema è sempre molto delicato, soprattutto quando si parla di mafia, e quindi bisogna stare molto attenti. Io sono sempre stato del parere che, dico, qua potremmo riallacciarci al problema della riforma sulla giustizia, ma non ne stiamo parlando, ne parleremo eventualmente dopo, che il politico non deve farsi da parte laddove ha delle inchieste in corso. Quando si parla di mafia forse è sempre il caso di fare un passo di lato. Detto questo, Iacolino saprà rendere conto e ragione delle condizioni in cui si trova attualmente, ma certamente quello che possiamo e dobbiamo fare è individuare quelle sono le responsabilità politiche, che Iacolino non è lì perché è stato messo dallo Spirito Santo, è lì grazie a un concorso pubblico, no, è lì perché c'è una persona che ha fortemente voluto balcanizzare la sanità in Sicilia e che ha voluto fortemente mettere un uomo alla guida della sanità siciliana, che ha balcanizzato, come ho detto prima, mettendo assolutamente uomini di riferimento suoi, sia l'assessore che il direttore generale, e credo che si sia inceppato quello che è il meccanismo e il sistema Schifani, perché quello che è accaduto oggi alla sanità di fatto fa inceppare il sistema Schifani, ed è quello di denigrare gli altri per poter poi inserire uomini suoi laddove c'è la possibilità. Che vuol dire denigrare gli altri? È quello che fa Schifani. Schifani, quando vuole togliersi di mezzo qualcuno, fa uscire le carte sui giornali, fa aprire inchieste e dopodiché a quel punto prova a disarcionare gli interessi e le persone che rappresentano determinati interessi perché vuole conquistare quegli spazi. Quindi lei sta parlando di un metodo? È un metodo, lo ha fatto con Fratelli d'Italia, lo ha fatto. Ma questa, scusi, io non sto attento, dico quello che penso, dico quello che so, perché so che la segreteria di Schifani che fa uscire gli articoli e le delibere ai giornalisti anche del vostro ex giornale La Sicilia, e Schifani comprovata chat del telefonino. Ma scusi, è la mia versione. Quello che ha fatto col mio ex partito Fratelli d'Italia, provando a mettere le mani sul sistema turismo e sul sistema cultura, quindi ha provato a disarcionare Fratelli d'Italia, prima ovviamente con gli assessori di riferimento, poi non ci è riuscito e ha dovuto cambiarli di delega, poi ha provato a smontare nuovamente quel sistema, perché si era capito che con la gestione di Fratelli d'Italia, col sottoscritto Manlio Messina, che però a differenza probabilmente di qualcuno faceva cose pulite ma sapeva fare le cose, faceva arrivare tanti soldi soprattutto alla Comunità Europea, che c'era la possibilità di gestire potere in quell'assessorato. E la stessa cosa ha fatto con la sanità. Con la sanità, quando c'erano gli accordi per le deleghe assessoriali,
lui ha tolto la delega alla sanità, dice non si discute nemmeno, la sanità appartiene a me, io decido, e ha deciso lui chi è l'assessore e chi è il direttore generale. Anche il presidente Musumeci aveva deciso chi era l'assessore alla sanità. Mi scusi, ma lì c'è, Musumeci aveva una responsabilità politica se fosse accaduto anche qualcosa. Crocetta aveva scelto, insomma, tutto andando indietro, diciamo, quindi c'è la sanità e ovviamente ha un portafoglio, quindi c'è diciamo, una responsabilità importante. politica. E la responsabilità politica, quando accadde la famosa questione di Trapani che ricordava prima il mio collega Mulè, ricordate bene che Schifani con la spada, il cappello di Zorro, fece i comunicati stampa: facciamo giustizia, faremo giustizia perché questa cosa non va. Vorrei leggere un comunicato da parte di Schifani sulla vicenda Iacolino, non ne ho lette perché chiaramente non può accusare se stesso di aver messo un uomo che ipoteticamente ha commesso dei reati. Speriamo di no, ma certamente politicamente ha delle responsabilità e qualcuno dovrà chiedergli conto e ragione. Io gli chiedo conto e ragione oggi, mi auguro che l'attuale maggioranza, che sostiene uno dei presidenti più scarsi della storia della regione siciliana, possano chiedere conto e ragione di Schifani delle scelte fatte e che lo fermino quantomeno. Sembra di sentire parlare un compagno di estrema sinistra qui. No, ma infatti è più a sinistra che PD su questo. Però questo, diciamo, lo prendo l'ho sempre io. sostenuto, quindi io, come sapete, ovviamente sul lavoro dei giornalisti non transigo, il lavoro dei giornalisti è meticoloso ed è quello, quindi insomma dubito che possano aver ricevuto cose eccetera. Il giornalista il giornalista se riceve una cosa fa il suo mestiere, la pubblica. Non è che sto accusando il giornalista di aver fatto il giornalista, accuso chi ha trasmesso carte false, ovviamente carte che poi alla fine non hanno prodotto nulla, perché noi abbiamo parlato per 2 anni, lo ricorderete, il caso Can, 2 anni e mezzo del caso Can, peccato che sono stati tutti prosciolti, però per 2 anni e mezzo i giornali si sono occupati del caso Can, mentre la sanità veniva letteralmente divorata. Distrazione del caso Can, distrazione, elemento di distrazione di massa. Tutti prosciolti, vedremo come finirà la vicenda sanità. Scusami Antonio, io credo che sulla vicenda sanità la questione non è finita. Adesso vedremo, insomma. Allora fatemi fare intanto una battuta, la devo fare, poi vedete come recuperare, ma diciamo nella tempistica. Però voi lo capite che il sospetto che la politica si occupa della magistratura perché la magistratura si occupa della politica è un elemento molto probabile a proposito degli attacchi alla magistratura sul referendum. Tolto questo, che lo dovevo dire perché diciamo, poi parliamo dei fatti, intanto il giudizio politico è un giudizio da tempo che noi abbiamo, in particolare sulla sanità, molto negativo su questo governo, partendo dalla cosa più banale, cioè da come funziona, anzi da come non funziona, dalle liste d'attesa, dall'idea, ecco, perché non si è proposto, visto che un'idea così fortemente teorizzata, un sorteggio per assegnare i commissari, i manager, i direttori aveva generali. Proposto Cuffaro questo. Si deve fare intercettato, era tutto un bluff. Ed era tutto un bluff. Adesso al di là di... Ma non si può andare da nessuna parte, dove ti giri? No, però Palazzolo, non si può andare da nessuna parte, come ti giri? L'ho proposto pure io circa 6 mesi fa. Però voglio dire del sorteggio della sanità. Poi il sorteggio invece viene fuori soltanto quando deve essere punitivo contro la magistratura. Allora, ci sono 3 questioni. La prima è veramente politica. Noi da ormai più di un anno abbiamo una situazione di questo governo regionale che oggettivamente, adesso fatemelo dire, io sono ovviamente siciliano, però fatemelo dire da chi, io sono vicepresidente del gruppo in Senato, cioè l'immagine che noi diamo comunque di quello che succede in Sicilia, per esempio anche quando dobbiamo fare dei discorsi contro, no, la proposta di autonomia differenziata della Lega, avendo l'esempio la Sicilia, l'autonomia della Sicilia, cioè abbiamo una difficoltà nel difendere le politiche dell'insularità, nel difendere l'idea di dare più finanziamenti alla Sicilia. Perché? Perché la gestione della politica sembra esclusivamente spartitoria e questo è un tema politico. Se poi alla spartizione politica che genera problemi e inefficienze per i cittadini nel servizio essenziale della sanità e della cura, che come diceva Maglio prima,
e lo dicevi anche tu, è la quasi totalità della nostra spesa pubblica della regione, 70% della regione siciliana, del bilancio della regione siciliana. Addirittura sfocia, come è successo per la vicenda dell'ASL di Siracusa, come è successo adesso per la vicenda che riguarda la provincia di Messina, come succede sulla regione siciliana, addirittura sfocia in questioni che riguardano ipotesi di corruzione. Noi siamo, come dire, sempre nel rispetto delle persone, delle loro difese. La magistratura, faccio i complimenti a Palazzolo anche per questo taglio che ha voluto dare dal punto di vista, no, del racconto umano, e poi non solo sfocia negli aspetti di corruzione, ma addirittura nel concorso esterno. Cioè, allora qua bisogna avere il coraggio di fermarsi, perché oggettivamente questo governo della regione siciliana non fa già grandi performance di suo, ma se nella sanità, che è il campo che raccoglie il 70% della spesa di bilancio, ci sono queste questioni, forse faremmo tutti bene a fare un servizio ai siciliani, a dire che questa esperienza è conclusa e ridare la parola ai cittadini e alle cittadine siciliane. Allora, prima di andare in pubblicità e prima di salutare Palazzolo, stavo venendo da te, Salvo, stavo venendo da te. Dimmi, cosa volevi aggiungere? Allora, io volevo salutarvi dicendo che comunque volevo anche ribadire che i giornalisti in Sicilia continuano a raccontare bravo. andando per strada, non raccogliendo veline, i cronisti vanno in strada e continuano a raccontare, perché non dobbiamo dimenticare quello che è successo nel passato, non dobbiamo dimenticare il prezzo altissimo che i giornalisti hanno pagato in questa terra, 8 giornalisti uccisi. I giornalisti continuano a raccontare e noi speriamo che, come dire, che la società civile non sia distratta, perché i mafiosi che escono dal carcere sì, hanno diritto a reinserirsi, ma non a reinserirsi nella politica, non a reinserirsi nei palazzi, a reinserirsi nella società e a fare un percorso di onestà. Quindi tutta la società civile deve essere attenta, la politica, le istituzioni, perché le infiltrazioni continuano a essere forti, molto forti nella pubblica amministrazione. Quindi un ringraziamento, consentitemi, è la prima volta che vengo in trasmissione per il lavoro straordinario che fate, difendiamo l'informazione in Sicilia. Come no, certo, lo facciamo sempre. Salvo, mi ha colpito, prima di salutarti un attimo, mi ha colpito una cosa che ti ha detto Iacolino, che io continuo a ritenere, diciamo, ancora oggi, no? Io poi adesso vedremo ovviamente come finirà questa vicenda, diciamo, un tecnico capace, perché era stimato da qualunque parte. Mi ha colpito nel passaggio di un tuo pezzo, dice, io c'è stato un momento avevo tanti amici, adesso mi hanno lasciato solo. E questa forse è la parte veramente interessante, il racconto dell'uomo, del potente che in questo momento è solo. Iacolino sta dicendo, io sono stato un uomo, sono stato un tecnico, sono stato un politico comunque a disposizione, lui dice di tante persone ho fatto del bene, anche persone sconosciute, poi non sappiamo, sicuramente lui intendeva tutto il suo impegno nella sanità in tanti ambiti. Per certo oggi Iacolino si sente un uomo solo. Allora non possiamo scaricare sul cattivo di turno, siamo veramente molto bravi a, come è accaduto in passato, voglio ricordare la vicenda Saguto, no? È stato facile dire c'era un magistrato cattivo, lo abbiamo buttato in carcere e tutto è finito. No, lì c'era un sistema, il sistema della gestione dei beni tolti alla mafia, e così anche come con Iacolino. Lui stesso dice c'era un sistema. Allora su questo bisogna avviare una riflessione, i magistrati faranno l'indagine, la politica, la società deve fare le considerazioni per cercare di dare una svolta e per andare sempre più avanti. Ma posso aggiungere solo una battuta? Poi lasciamo lavorare. Scusami, domani, solo una battuta, come dire, da siciliani, perché nella nostra cultura siciliana di prossimità noi abbiamo una cosa buona e una cattiva. La cosa buona della prossimità che aiuta la fiducia, le relazioni, la cooperazione tra le persone in campo, diciamo, quando si fa del bene. Dall'altra parte aiuta anche comportamenti devianti, ma una cosa la sappiamo in Sicilia, cioè non abbiamo mai persone sole che fanno determinate cose. Se tu fai qualcosa in un certo contesto è perché evidentemente hai nel bene e nel male un sistema di relazioni. Quindi, diciamo,
guardiamo agli episodi che accadono, ma guardiamo anche alle relazioni che hanno permesso eventuali azioni o meno di potersi manifestare. Beh, vedremo, siamo proprio nelle fasi iniziali di questa inchiesta, della quale ovviamente vi terremo aggiornati, perché appunto è un'inchiesta giudiziaria che in qualche modo entra anche nel dibattito politico. Grazie Salvo Palazzolo, buon lavoro, domani che ci regali? Continuiamo a raccontare, continuiamo ogni giorno a raccontare. A raccontare, come sempre, il dovere di un buon cronista. Allora, grazie Salvo Palazzolo, grazie al direttore di Repubblica Palermo Emanuele Lauria, ci fermiamo, piccola pausa, ritorniamo subito dopo con i temi ovviamente dell'attualità della politica siciliana. Rientriamo in diretta nel nostro punto di oggi con il senatore Antonio Nicita del Partito Democratico, con l'onorevole Manlio Messina, parlamentare del gruppo misto, il nostro Antonio Condorelli, collegato. Io non ho sentito prima parlare, si è guardato la trasmissione Lucio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, che di questi temi ovviamente ne sta facendo anche oggetto di campagna elettorale, in questo caso per il referendum, no? Le due cose si intrecciano evidentemente. Di Paola. Ma guarda, è chiaro che poco fa c'era il senatore Nicita che diceva passa il messaggio che siccome la magistratura si sta occupando della politica, allora la politica deve in qualche modo mettere il potere giudiziario, che è stato un potere che comunque negli anni ha permesso la democrazia anche nel nostro paese, allora deve mettere a tacere il potere giudiziario. Io guarda, dico una cosa ascoltando anche gli interventi che ci sono stati, ed è quello che un po' avverto girando i comuni, i territori in questi giorni, ma in generale da sempre. I siciliani sono oramai assuefatti dalle inchieste che travolgono e hanno travolto negli scorsi mesi, negli scorsi anni, la politica tutta a livello regionale, e in questo caso la politica più che governa a livello regionale. Non c'è una forza politica di maggioranza che ad oggi non ha un indagato e che ad oggi non ha un'inchiesta legata al mondo della corruzione, o a maggior ragione anche si diceva che c'è la possibilità dell'associazione mafiosa in concorso esterno, Ora devo dire, questa cosa che sta dicendo Di Paola, diciamo, Di Paola, scusi la interrompo. Ora, questa cosa che sta dicendo, a prescindere dal fatto che sia maggioranza di centrodestra o maggioranza di centrosinistra, è veramente deprimente, è la realtà, Antonio. È la realtà. Faceva eccezione Forza Italia, e poi ha avuto l'inchiesta sul deputato Michele Mancuso. Ora, ha ragione Di Paola. No, non solo. Ha ragione Di Paola. Non solo, già Forza Italia ha un'inchiesta pure sul, se non ricordo male, ora io parlo sempre al condizionale, sull'onorevole Vitrano pure, perché c'è anche un'inchiesta sul collega Vitrano che è di Forza Italia, quindi tutte le forze politiche di maggioranza oggi hanno un'inchiesta in corso. E permettimi di finire il... Questa non lo so, mi riservo di controllarlo, però diciamo, detto questo, però diciamo, io voglio entrare non tanto nelle singole inchieste, perché poi insomma ognuno farà la sua... però permettimi esatto, è la questione... Di dire il ragionamento. Lascia che deve finire il ragionamento. Prego Di Paola. Faccia lei il compare di Di Paola. Perché sono curioso della curiosità la mia. Hai fatto ascoltare per 40 minuti. No, giusto. 2 minuti di prego, velocissimo. Prego. Perché altrimenti se mi interrompi non riesco a far passare il messaggio, passa solo il messaggio. Dico, io non mi iscrivo perché è chiaro che non mi voglio iscrivere solo a chi guarda queste inchieste e dice sono tutti brutti e cattivi, perché poi ricordiamoci che c'è stato un periodo dal 2012 al 2017 con il governo Crocetta che chi si iscriveva al partito della legalità massima poi ha devastato ancora di più, perché non è riuscito a governare la regione siciliana. Oggi serve la normalità, e spesso ti dico, io mi sento un pesce fuor d'acqua, perché mi giro da una parte c'è l'estrema legalità, o comunque l'estrema ricerca di una legalità che spesso poi
è capitato che quando è andato al governo a livello regionale ha combinato dei danni enormi. La legalità sbandierata, il sistema montante. Esatto, oppure dall'altra parte un altro modo di fare politica, che è un modo troppo commissionato nel corso del tempo con elementi di corruzione, sempre per la ricerca di un consenso spasmodico, perché poi ricordiamocelo, il manager Iacolino comunque insisteva nel collegio della provincia di Agrigento, e quindi se c'erano determinati rapporti poi dovranno essere dimostrati, attenzione, sono sempre per il principio di innocenza, ma è chiaro che poi i rapporti erano dovuti sempre alla ricerca di un consenso e a ricerca poi di un voto per poi poter competere alle prossime elezioni. Però Di Paolo, io non farei il processo al caso, cioè, a me quello che interessa raccontare ovviamente è, diciamo, la commistione, no? con la politica, che secondo me resta ancora come dire, il più alto livello, diciamo, di rappresentanza dei cittadini. Dico, quando poi ovviamente ci sono dei cortocircuiti del genere, è chiaro che diciamo, c'è poco da dire. No? La magistratura deve accertare e verificare un fatto che sarebbe accaduto, ma la politica, quello che emerge è che sembra proprio che la politica non abbia gli anticorpi per prevenire determinati comportamenti, cioè questi comportamenti si manifestano all'interno di compagini politiche, di partiti, punto primo. Punto secondo è quello che emerge al di là della rilevanza processuale penalistica che potrebbe esserci o non esserci. Quello che però emerge è che in una Sicilia in cui si muore di sanità, in cui le persone attendono mesi, in cui è necessaria la raccomandazione per essere visitati, in cui i manager vengono nominati dalla politica, in cui i medici vengono promossi dalla politica e collocati dalla politica. Ecco, in questo sistema quello che emerge come metodo è il do ut des. Ora questo do ut des diventa la regola che sancisce il funzionamento di uno Stato parallelo a quello rispecchiato dalle norme vigenti. Cioè il sistema che governa la Sicilia non è il sistema decantato dalle normative, dal diritto amministrativo, dal diritto penale, ma è un sistema parallelo frutto della scelta delle persone che in cambio del voto votano in cambio della visita, della raccomandazione, e poi foraggiano la replicabilità di questa compagine che può anche cambiare partito, ma sostanzialmente governa. Perfetto. Triste, Messina, triste. È così. Triste. Io devo dire, scusami, una battuta, ho appreso l'altro ieri, abbiamo fatto un comunicato con il mio collega Anthony Barbagallo, ho preso da una dichiarazione di un parlamentare di Fratelli d'Italia della provincia di Siracusa delle dimissioni della commissaria della provincia di Siracusa, ma è un parlamentare che comunica le dimissioni che pare al momento non ci siano o che siano una conseguenza di pensionamento, cioè il tema è esattamente questo. Io devo dire, una volta, ma sto parlando di anni fa, leggo una dichiarazione in totale trasparenza del presidente Schifani che dice: adesso sulla sanità faremo una riunione di maggioranza, faremo una lista di quelle che sono le richieste, di una rosa di nomi di richiesta di tutte le forze politiche, e ci metteremo d'accordo. Non è previsto dalla legge, la politica non se ne deve occupare, può decidere chi deve fare l'assessore, giustamente, perché quella è una carica politica. La sanità non è il sottogoverno privilegiato del gioco politico, cioè il sogno della normalità dovrebbe partire proprio dalla sanità, che peraltro è devastata in Sicilia. I dati li sapete, non c'è bisogno che ve li dico io, tutti i dati che noi abbiamo. Gli ultimi posti nazionali sui LEA. Abbiamo gli ultimi posti nazionali, con in più un elemento ancora più drammatico, cioè noi eravamo nel record nazionale di sanità che si cura altrove. Negli ultimi 3 anni siamo scesi nella posizione, ma non perché le persone si curano di più in loco e hanno smesso di averne bisogno, è semplicemente che non hanno le risorse economiche nemmeno per rivolgersi altrove. Sì, lei sorrido perché per alcuni mesi si è un po' calmato, diciamo, ha tenuto una campagna diciamo, contro questo governo regionale. Quando ha fatto la battuta, sembra un estremista di sinistra, è stato sempre contro questo governo regionale. Anche oggi non ci è andato leggero.
è una posizione sua, personale, è una posizione diciamo, che sposa un po' il suo partito o il suo ex partito, perché diciamo, le vicinanze restano ancora. Abbiamo visto che comunque anche certe prese di posizione del partito Fratelli d'Italia in questo ambito della sanità sono state nette e adesso chiedono davvero un cambio di passo. No, guardi, io non posso parlare per conto di no, nessuno, per carità, per conto di nessuno. Solo per conto di me stesso. Io faccio un ragionamento sul presidente della regione, intanto non parlo mai di governo, ma non per fare il democristiano, perché non lo sono, semplicemente perché ritengo che la testa di questo governo regionale sia ovviamente la vera parte marcia del governo regionale e che non faccia funzionare poi tanti altri meccanismi dove ci sono anche esponenti molto bravi che potrebbero fare molto di più, ma che vengono rallentati dalla sete di potere di Renato Biden Schifani, che prova in tutti i modi a fermare e a mettere le mani su qualunque cosa. Posso suggerire Renato Trump Schifani, perché diciamo ci devi mettere Biden. No, poi ti spiego perché. No, l'ho capito, però Biden comunque è stato un grande presidente. Detto questo, ci sono tantissimi assessori molto bravi, ma ribadisco che vengono spesso rallentati proprio dal voler mettere le mani ovunque da parte di Schifani. Non può essere che il Presidente magari tenga una cautela, diciamo, perché il Presidente, guardi, lei lo sa, perché ha fatto l'assessore in Regione Siciliana. Io ho avuto un'esperienza diretta facendo l'assessore regionale con il Presidente Musumeci. Il Presidente Musumeci voleva essere informato su tutto, ma una cosa è essere informato su tutto, una cosa è fare emendamenti dove si danno 300.000 euro alla squadra di calcio di cui il figlio è consulente. Questo parlo di Schifani. Musumeci non mi ha mai chiesto di fare emendamenti per suo figlio o per persone legate alla sua famiglia. Quindi una cosa è che il Presidente voglia fare e voglia controllare il lavoro dell'assessorato, ed è il ruolo del Presidente. Sì, però giusto? qua è senza contraddittorio, io non posso, diciamo... E faccia venire Schifani, se vuole, sono felice di averlo come contraddittorio. L'abbiamo invitato tante volte. Dico, non sto dicendo una cosa, sto dicendo, è vero che c'è un emendamento, è vero che c'è un emendamento che è arrivato alla Presidenza della Regione, così abbiamo appreso c'è l'emendamento, è stato anche pubblicato, di 300.000 euro a favore del Trapani Calcio. Guarda caso il figlio di Schifani è l'avvocato e il consulente del Trapani Calcio. Sarà un caso, sarà una circostanza che proprio la Presidenza della Regione chiede questi soldi. Musumeci non mi ha mai chiesto di fare una cosa del genere. Quindi un tema è controllare, un tema è controllare e fare per portare acqua al proprio mulino, che è una cosa completamente diversa. Se dobbiamo parlare di esempi da dare, se dobbiamo parlare di commistione e di non commistione, ecco, questo è un caso di commistione, perché tuo figlio non può assolutamente beneficiare di soldi della regione siciliana. Lei si assume ovviamente tutte le responsabilità di quello che dice. Assolutamente sì. E noi ovviamente prendiamo le distanze. Assolutamente sì. Adesso ci fermiamo, facciamo l'ultima pausa e vorrei tornare un po' sui temi nazionali che interessano anche la questione referendum e giustizia subito dopo la pubblicità, anche con Nuccio Di Paola che è rimasto con noi. Rientriamo in diretta con il punto dell'ultima parte della nostra trasmissione. Nicita, io questa cosa me la sono tenuta, insomma, lei sorridiamo perché ne abbiamo sorriso anche, diciamo, fuori onda, però insomma fino a un certo punto, perché lei è stato protagonista, diciamo, anche lei è diventato virale in questa, mio malgrado, in questa settimana, diciamo, con una cosa che certamente non è divertente. Noi la facciamo vedere ai nostri telespettatori, facciamo vedere anche l'aspetto divertente di questo racconto, che è quello di Rosario Fiorello. Però il tema è all'inizio di questo flash, di questo video. Interventone. Come si chiama questo? Di Cita. Cita, abbiamo apprezzato il suo commento. Prego, è gentilissimo. Io non ho mai detto la frase riportata dai giornali. Nicita è un coglione. Sì, perfetto, non c'è bisogno di ripetere. Comunque, io ho detto Nicita è il cognome. Allora, Fiorella ha stemperato, però oggettivamente la seconda carica dello Stato intelligente, perché diciamo, anziché il Presidente far dire al proprio portavoce che era un borbottio con se stesso, che diciamo è uno strano borbottio, poteva dire effettivamente il cognome.
Dico, al di là di tutto, la questione, diciamo, l'abbiamo scoperta perché in aula non si sentiva, peraltro, come ho già detto, nessuno stava urlando, come capita, era una giornata particolarmente nervosa, come capita di solito, banalmente, dai banchi dell'opposizione, di quelli, diciamo, della maggioranza, si fanno, come dire, delle battute, dei commenti, e spesso il presidente La Russa è molto nervoso, dimentica i nomi, a volte confonde, per esempio confonde sempre me con il senatore Sensi, e quindi fa dei richiami incrociati, però il punto è che in questa vicenda la cosa un po' antipatica è che lui si rivolge intanto al segretario generale, che è la massima istituzione amministrativa, con questo linguaggio, lo fa rivolgendosi a qualunque senatore in quel momento cascasse a tiro, sono cascato io per caso in quel momento, e alla fine quello che emerge, che non è un tema di scuse che deve a me, perché io, diciamo, non penso che sia il linguaggio sbagliato, sia il fatto che tu mentre stai presiedendo hai questa valutazione, soprattutto dei senatori e delle senatrici poi di opposizione, e quindi se devi fare un'azione di scusa, che è quello che poi ho detto in aula, devi farla nei confronti di tutta l'istituzione, perché noi abbiamo anche le classi degli studenti che spesso vengono, facciamo battaglie sull'uso delle parole, del linguaggio, contro il bullismo. Questo è un caso un po' di bullismo istituzionale che adesso non deve essere esasperato come incidente. Io sinceramente, come dire, sono dovuto intervenire anche in aula con una richiesta di scuse a tutta l'istituzione, semplicemente perché oggettivamente è un video diventato virale, e quindi da questo punto di vista bisogna ricordare a tutti, soprattutto a chi presiede a garanzia di tutti, che il nostro linguaggio deve essere come dire, supportato e subordinato al rispetto delle istituzioni. La Russa l'ha chiamata per chiedere scuse, magari per... Allora, la Russa effettivamente mi ha cercato, io ero impegnato in aula, io non ho nessun problema a incontrarlo, però ripeto, non è un tema personale, io ho aspettato di incontrarlo perché volevo fare un intervento, noi gli interventi a titolo personale dobbiamo farli a fine aula, quindi ho voluto aspettare la fine della giornata. C'è il paradosso che appunto è un intervento a titolo personale, ma nello stesso tempo non è a titolo personale, ma a titolo rappresentativo di tutti i senatori. Bisogna chiedere scusa alle istituzioni, gli errori accadono, provare a coprirli oppure dare un'interpretazione sbagliata, far parlare il portavoce, ecco, quello può essere fastidioso, perché tutti possiamo sbagliare, ma il punto è riconoscere quando sbagliamo e dire che non accadrà più. Si parla manco all'Ars, si vedono queste cose. No, a volte in Ars si vedono anche interventi o situazioni, diciamo, che possono essere magari non offensive assolutamente in quel modo, ma sicuramente delle cose strane si vedono pure in Ars, come ad esempio l'ultima votazione, se ricorderete, la collega Lantieri che presiedeva a un certo punto si è accorta, e la saluto la collega tra l'altro, si era accorta che la maggioranza l'aveva lasciato da sola nella votazione, ma dico, ma questo ahimè per la maggioranza in questo momento spaccata che c'è in Assemblea regionale siciliana ma anche in regione, è chiaro che di questi teatrini addirittura ho assistito pure durante un'ultima variazione di bilancio, metà maggioranza che è uscita fuori dall'aula, che non ha votato. Io ho mai visto una cosa del genere negli anni in cui sono stato in AS. C'è stata metà maggioranza, Forza Italia, Lega e DC, che sono usciti dall'aula guardavano i deputati che erano rimasti in aula a votare. Siamo queste cose veramente ho viste un bel po'. Ci avrei una domanda per Nicita. Lei ha accennato al fatto che comunque poi avrebbe dovuto guardare negli occhi suo figlio e spiegargli un po' cosa era accaduto. Come è andato questo incontro con suo figlio dopo l'insulto di La Russa? Sì, allora io non a caso ho citato mio figlio, perché intanto a 18 anni mi ha mandato, adesso ha fatto 18 anni, mi ha mandato questo video, mi ha solo mandato il video. Naturalmente vivono un po' come logico, come dire, un post-adolescente, vivono anche un po' con un peso. Io stesso, che sono figlio di una persona che ha fatto politica, quando avevo quell'età non vivevo l'essere figlio di un rappresentante politico come una cosa positiva, la vedevo come un peso anche rispetto ai miei coetanei. Quindi se a questo si aggiunge che c'è un video virale dove il presidente di quell'istituzione
dà questo epiteto a cognome, tuo padre, dà del cognome a tuo padre, diciamo, in un ambiente anche digitale, di bullismo e così via, io ho pensato che potesse essere, diciamo, un peso per lui. Gli ho spiegato le dinamiche la sera e diciamo, la sua impressione è stata quella di dire: ma allora non è una cosa seria, cioè allora tu tutto questo tempo che sottrai a noi per stare in quel luogo e le cose che ci dici io insisto, sono veramente noioso con i miei figli sul rispetto diciamo così delle donne, del pensiero femminile, della partecipazione, dell'inclusione, del rispetto, cioè, allora, diciamo, da quale pulpito viene la predica? Poi gli ho mandato il video della mia replica e lui eccezionalmente mi ha fatto i complimenti, perché nella fase dell'adolescenza, della contestazione al padre. Allora, poi la chiama Cita, questa cosa mi fa morire del ridere. Sì, e poi effettivamente mi ha chiamato Cita. Mi ha chiamato Cita, quindi diciamo il Presidente si deve dare un po' una calmata, questo lo possiamo dire rispettosamente. Allora, volevo chiudere con una cosa che in pochi capiranno, perché c'è un tema che riguarda la cultura. Allora, noi ci riempiamo spesso la bocca con la cultura del paese, l'Italia eccetera. C'è il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che dall'alto della sua istituzione, Pietrangelo Buttafuoco è un siciliano doc, scrittore, intellettuale, raffinatissimo. Ha, diciamo, visto il momento che sta vivendo il mondo, ha voluto aprire i padiglioni della Biennale, che sono e fanno parte di alcuni paesi, in questo caso la Russia, diciamo, ai cosiddetti dissidenti, si chiamano così. Da qui si è sollevata una questione con la stessa maggioranza di governo, con lo stesso ministro Giuli, che ha messo in qualche modo in difficoltà sia la scelta di Buttafuoco, ma sia il ministro Giuli Buttafuoco. Ieri Buttafuoco era da Cireale, lo abbiamo intercettato, ovviamente lui rappresenta in questo momento il presidente della Biennale, quindi una figura istituzionale, non ha voluto prendere posizione, ma da queste poche parole si capisce dove vuole arrivare Buttafuoco. Sentiamo. Io ho un ruolo istituzionale, quindi non facciamo scherzetti, non si ruba a casa del ladro. Pietrangelo, però scusa, posso farti vedere quel quadro là? Scusa, Rosa Maria, guarda cosa c'è scritto. L'arte per tutti. L'arte per tutti. No, ma soprattutto sopra c'è scritto niente è vietato. Dico, il tema è più ampio. Insomma, facciamo lo stesso mestiere, sappiamo perfettamente che ci sono degli ambiti di serietà, quindi non c'è bisogno di fare pierinismi. Quanto spaventa questa cultura, Pietrangelo? Perché in realtà in questo momento c'è un blocco che è il blocco occidentale, che in realtà sembra veramente spaventato dalla cultura. Dalla cultura nel senso che una forte... profonda, le riflessioni, il confronto. Guarda, noi sappiamo perfettamente che vige una regola, che è quella della fisica, dove c'è un vuoto arriva un pieno. E ovviamente dal nostro punto di vista, che è il deserto, vediamo spegnersi tutto, ma in altri orizzonti, in altri destini, tutto invece è vivificante e forte. Il futuro è ovviamente l'Africa. L'Africa è la dinamo a nostra disposizione. È una dinamo perché c'ha risorse, c'ha giovani generazioni. Allo stesso modo l'Asia è un immediato destino fatto di visioni travolgenti. È solo un problema nostro, ma questo perché comunque la fisica detta legge, lì dove noi offriamo il vuoto arriva un pieno che si prende tutto. Beh, il messaggio è chiaro. Cosa c'è? Il messaggio è interessante. No, c'è un errore, perché nella fisica moderna uno dei punti che abbiamo raggiunto è che in realtà il vuoto è pieno. È pieno di qualcosa che non sappiamo, ma è pieno. Il vuoto non esiste. Ma dal punto di vista pratico, il suo riferimento è, diciamo, l'arte, la cultura è un luogo di incontro, diciamo, forse un luogo, diciamo, un primo passo, diciamo, verso la fine di quelli che stiamo vedendo sempre più spesso, conflitti che in questo caso affliggono
e paghiamo anche noi occidentali. Mi chiedo come mai non sia lui il ministro della cultura, come mai abbiamo Giuli e non c'è un buttafuoco ministro. No, queste sono scelte che fa il presidente Meloni, che fa la maggioranza. Non allora so è la il Biennale, motivo. però non stiamo parlando di un'associazione. Sì, certo, però la sua levatura è allora, va oltre. Buttafuoco Pietrangelo è sicuramente un uomo di grande cultura, un uomo di grande livello, però consentitemi di dire che anche il ministro Giulio è una persona di grande cultura, di grande livello. Dopodiché è chiaro che ognuno ha la propria posizione. Io nella fattispecie tendo più a sposare la posizione di Pietrangelo perché condivido il principio secondo cui la cultura può essere il primo strumento che aiuta a pacificare, e quindi si può e si deve utilizzare proprio la cultura in questa direzione, per cui tagliare fuori quelli che possono essere degli strumenti utili secondo me è un errore per chi vuole raggiungere una pace difficile, complicata, che evidentemente con la diplomazia non si raggiunge. Ma anche questa visione eurasiatica, però, perché sennò siamo già fuori. Insomma, ha detto una cosa, delle cose interessanti. Abbiamo Totò, prima di chiudere, le vignette, tanti argomenti questa settimana. Eccolo Totò. Andiamo con le vignette di questa settimana. Oggi tanti argomenti. Io parlo di altro, parlo soprattutto del rincaro della benzina. E infatti qua vediamo l'Europa che si disseta nei barili dell'America, insomma, però come pecore, quindi greggio. Quindi il gregge dei paesi europei. Bravo, ha detto Nicita. E ce lo teniamo qui perché ogni tanto qualcuno glielo dice. Se no, nuovo aumento anche per le sigarette. Sei tutto fumo e niente arrosto. Però con quello che costa il fumo dovresti essere contento. Quindi si vanta, insomma, andiamo avanti. Quindi rincari ovunque. Andiamo avanti. Qua è psicosi, rincari, carburanti. Molti hanno paura del vuoto. Avete parlato del vuoto poco fa. Io ho paura del pieno. Chi è che non fa paura? Il pieno è improponibile ormai. Solo i ricchissimi. Andiamo. Questo purtroppo è triste la notizia. Episodio di cronaca, l'ennesimo femminicidio. E qua c'è una sorta di orco che dice: c'è stato un altro femminicidio, ma non sei tu. Questa è una vignetta tanto amara quanto realistica, perché noi invitiamo tutti a denunciare anche al minimo sospetto, a segnalare, a chiedere aiuto agli amici, alle amiche, alla famiglia, insomma, perché è il primo passo, diciamo, per cercare di mettere una distanza da questi violenti, da questi orchi. Bravo Totò, bella vignetta questa. Andiamo avanti. Grazie. Ma la sanità, avete parlato di sanità. Comunque, in Sicilia si nasce con l'aiuto di un medico e si muore allo stesso modo. Hai visto? Eroe. Abbiamo ancora un'altra. Andiamo avanti, l'ultima. Ancora col pieno. Questo è un po' così, col cognome, quella con le pompe. Di benzina, è aumentato di carburante. Vieni da noi, bello, abbiamo mantenuto gli stessi prezzi. Totò, sei un cornutaccio, insomma. Grazie Totò Calì. Allora, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, siamo arrivati alla fine. Grazie Nuccio Di Paola, perché ovviamente ci ha accompagnato anche nel racconto di quest'Ars incredibile. Cioè, quante volte è andata sotto la maggioranza in questa legislatura? Non li conto più. Oggi il buon Condorelli ho visto che ha provato a fare un articolo sul live, ma dico oramai non si contano più. Vabbè, quindi questo è un segnale, dovrebbe sono essere casi clamorosi, essere un segnale. Ringrazio il senatore Antonio Nicita, grazie per essere stato con noi, ringrazio l'onorevole Manlio Messina, grazie per essere stato con noi, il nostro Antonio Condorelli. L'appuntamento con il punto torna la settimana prossima, finalmente ci togliamo il referendum perché la settimana prossima è il sabato prima del voto, quindi non ne possiamo parlare perché c'è il silenzio elettorale. Però andate a votare, lo dico finalmente, però sai il nostro senatore Nicita, perché questa campagna, non ho mai visto una campagna elettorale, seppur per un referendum, con questi toni così aspri e così violenti. Secondo me una calmata se la devono dare tutti gli attori in campo in questa ultima settimana, magari i cittadini capiranno di più di che cosa si parla. Grazie, appuntamento alla settimana prossima.